Hai un posto da te privilegiato dove arrampichi? Dove No, torni spesso? io direi che mi piacciono più i posti dove non ci sono gli altri, i posti dove c'è la solitudine, dove è un po' selvaggio, dove ho un po' più di paura, dove l'inconscio è il padrone della situazione. Questo mi piace sia da privato e anche come guida alpina. E ho un ristretto cerchio di clienti Che hanno che voglia di apprezza vivere proprio questa situazione. questo genere di esperienze. Ed è un gran onore che si fidano di una guida che non conosce il posto. Ah, sì, Questo mi una fa cosa molto particolare, piacere. effettivamente a pensarci. Quindi tu non hai un gruppo montuoso dove hai aperto più vie o comunque Sì, quello è ovvio che dove sei a casa, vicino a... in Dolomiti conosco quasi tutto, diciamo, no? E anche il posto dove sono di più, dove lavoro di più, però i gioielli me li cerco dove conosco poco. Sì. Allora una proposta per venire nelle Alpi Carniche, lì il Sicuramente. terreno d'azione è selvaggio, ce n'è a iosa. Ci sono delle vie aperte da te a cui sei legato affettivamente? Credo che ogni via aperta per un alpinista sia Sì, ho comunque fatto un'esperienza, ma parecchie vie nuove, ma magari che ti ricordi perché sono legato a un periodo della tua vita particolare o qualcosa di... una che merita di essere nominata non per la difficoltà, perché settimo meno, sesto più, però era una delle prime in assoluto in Dolomiti dove non c'è un chiodo, né sulle soste né sulla via, ed interessante è che è stato rispettato fino ad oggi. Si chiama Fata Morgana ed è sulla C'è una Fata parete. Morgana anche da noi. Sì. È degli anni 80, dell'81, l'ho fatto assieme a Hans Kammerlander e avevamo i chiodi dietro, Non li avete usati? ma abbiamo trovato sempre la clessidra, Puntoni. il dado non servivano. Gli antesignani del clean climbing, Sì, e in pratica era che va di moda anche la adesso, prima trasportata dall'America qua in Dolomiti. con quello stile di apertura. Ok. Vabbè, questa è una domanda retorica, ma la montagna che posto occupa nella scala dei tuoi valori? Immagino uno se non il È primo. abbastanza centrale. Diciamo che hai incentrato la tua vita sulla montagna. Montagna è la vita in pratica, ma non voglio dire che sono un solitario, ho una famiglia, ho i figli, però anche per loro fa parte della loro vita. Tua moglie è una donna di montagna, Sì, quindi capisce benissimo sì, quali sì, sono. abbiamo fatto un sacco di vie assieme prima dei figli, è il nostro pensiero comune, diciamo. Bello condividere così. Saresti lo stesso uomo senza montagna? Se tu fossi nato al mare, per dire. Pensi Penso che che avresti trovato uno spazio di esplorazione, di libertà? Penso che avrei usato il mare e sarei lo stesso, perché il mare ha la stessa forza che le montagne. Se vai nei posti selvaggi e cominci a capire le regole del mare, hai la stessa Può fare un sensazione. paragone. Vabbè, questa è legata al post che ho scritto, ma cos'è per te l'avventura? Ha un significato particolare? È una cosa riservata ai giovani? Lo può vivere un'avventura anche una persona anziana, per dire? No, l'avventura ci può capitare tutti. Prima di tutto, secondo me, l'avventura ci capita, perché ogni persona intelligente non la cerca. Prima pensa a Una quello. cosa costruita ha già un po' meno avventura di quello che Non potrebbe è essere. un'avventura. Se vai su una via che è pericolosa, fai tutto bene, tutto viene fatto come l'hai pensato prima, non è un'avventura. Le avventure sono quelle che ti capitano e lì devi essere molto bravo a uscire.
se sei in una situazione che va oltre a quello che hai vissuto prima. E le avventure sono quelle dove tu esci e non sei più uguale come prima. Questa per me è un'avventura. Ne hai vissute tu di avventure? È un po' Immagino diverse. Sì. Purtroppo. Quindi ci sono anche avventure negative, non solo positive. No, nel momento sono sempre negative. Poi si metabolizzano. Poi dopo capisci che sei più forte di prima, che hai... È stata un'esperienza che Ecco. ha edificato. Ecco. Ok. Con l'esperienza che hai fatto nel corso degli anni, perché è una vita che va in montagna, è cambiato il tuo modo di approcciarti? Nel senso, anni fa eri più spregiudicato, facevi cose più Ma penso che particolari. il modo di andare in montagna viene dettata dalla natura. Io adesso sono più anziano, più debole, più intelligente spero, e cambi il sistema, no? Però fai sempre le stesse cose. Una volta andavi più inconscio, più naif, però è bello vivere anche questo, no? E quando hai fatto tutte le esperienze diventi anche un po' più debole, però come persona magari sei anche più forte. Diciamo che il dire che la montagna è una scuola di vita Sì. è vero in pratica. E ti detta la montagna quello che devi fare, basta capirla. Hai imparato di più sul mondo della montagna, che ti ha insegnato, che ti ha introdotto. Non so, i tuoi genitori andavano in montagna? No, della famiglia erano solo andavano sui masi, sulle malghe, oltre il bosco per loro non esisteva niente. Però ho incontrato tantissime persone e ognuno ti insegna solo a guardarlo come fa, ti insegna qualcosa. E per L'importante è citare rubare. i più famosi, ho fatto un sacco di vie con Manolo che ti insegna solo come si muove. La sua danza verticale. Poi del posto qua sono molto amico con Reinhold Messner, sono vissuto da giovane con Hans Kammerwander e con tutti ho imparato qualcosa senza che loro mi hanno insegnato. Sì, sì. Ok, tu che sei delle Dolomiti, che noi che veniamo da fuori. La prima volta per uno che arriva in Dolomiti, 3 sciate imperdibili e 3 vie d'arrampicata da fare. Assolutamente. Yes, we go to the. Yeah, are you coming? Le sciate imperdibili, Ok. allora in Dolomiti andrei a fare il giro, Taxi, yes. adesso mi sfugge il nome in italiano, è a Braies e si chiama Hohe Geisel. Penso Croda Rossa si Croda chiama, Rossa, sì. che è sconosciuta Alla come Fiscalina montagna. dici? Croda Rossa di No, Sesto? no, 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 No. è più di fronte alle 3 cime, più a ovest. Questo è una cosa bella, poi magari una delle gite intorno alle 3 cime, ci sono tante gite lì che non devi andare per vedere le 3 cime, non bisogna salirle, No, no, beh, bisogna stare di si fronte. ammirano di più da lontano. E poi un'altra forse, la cima Scalette, che è nel gruppo del Catinaccio, che l'abbiamo vista anche prima, che si parte dalla Val di Fassa e arrivi in cima con le pelli e sei in mezzo a questo gruppo di guglie bizzarre Cima del Scalette. Catinaccio. Questa non l'ho mai sentita. 3 arrampicate. Beh, una obbligatoria sulla Sud e la Marmolada. Una qualsiasi. Sì, quella forse è la più... Quella l'hai salita, Sì, sì, 3 volte. tanto per. E l'ho fatta anche come guida. Beh, clienti bravi allora però. Qualcuno c'è di bravo, E
Poi magari per provare questo clean climbing è fatta per tutti perché più o meno 6° grado sarebbe questa Fata Morgana alla seconda torre del Sella. Quello che dicevi. Poi una terza, una delle vie del Sas de la Cruz. Non ho preferenze lì, sono tutte, meritano tutte. Ok, l'ultima domanda. La tua salita più facile, nel senso, riesci ancora a cogliere emozioni, credo di saperlo già, ma anche da una semplice camminata in montagna? Ma sicuramente. Ok. E la faccio spesso anche da solo, senza accompagnare nessuno. Perfetto. Grazie della disponibilità. Dagli la mano. Ok. È difficile, Lui sì, si è fatto in un mazzo. retromarcia. Dopo Sì. facciamo una foto. Il prossimo video lo facciamo se intervisti Tamara ferma. Non vorrei